L'incontro che si sta svolgendo oggi qui a Villa Settembrini a Mestre, una delle sedi della Giunta regionale del Veneto, in particolare una sede della Direzione Cultura, è un appuntamento che si colloca nell'ambito di un progetto europeo SMAT che ha come finalità la messa in rete e quindi il fatto di far incontrare, far conoscere e far collaborare insieme il mondo della produzione artistica col mondo imprenditoriale. Quindi oggi qui sta accadendo questo, ci sono stati degli incontri legati proprio a delle forme di affinità fra artisti ed imprenditori, ed insieme oggi qui presentano quelli che sono i loro progetti che vogliono insieme elaborare e produrre. La tematica dell'incontro fra l'impresa e la cultura è un tema molto caro alla Regione del Veneto, alla Giunta regionale, che in questi ultimi anni si è particolarmente impegnata per mettere in atto processi e fenomeni di incontro tra questi due mondi che sembrano così lontani ma che invece poi alla fine sono molto vicini ed insieme vanno a costituire anche una parte importante dell'economia della nostra regione, ed insieme vanno a contribuire a un buon welfare che vede ovviamente nella cultura uno degli elementi a supporto del benessere dei cittadini. Nel progetto SMAT l'Università Ca' Foscari ha trasferito su scala europea la sua esperienza accumulata negli ultimi anni nello studio delle relazioni tra i sistemi imprenditoriali e i sistemi di produzione culturale e artistica. Il nostro focus è stato ed è soprattutto anche con questo progetto quello di far dialogare il mondo degli artisti, della produzione dell'arte con il mondo d'impresa, non solo attraverso la filantropia e la sponsorizzazione, ma attraverso progettualità concrete, per cui quello che abbiamo fatto con un processo articolato di coaching e di incontri e di quello di portare alla conoscenza reciproca e allo sviluppo di progettualità 13 artisti, 13 aziende che oggi si presentano e che continueremo a seguire fino alla concretizzazione delle loro progettualità.